La festa dei Buranelli non esiste più. A cancellarla l'indifferenza di tutti, ad iniziare dall'amministrazione comunale. Assessore, ma qui non sembra che manchi qualcosa, non vediamo la festa dei Buranelli. Sì, manca sempre qualcosa. La festa dei Buranelli era una bella tradizione, non veniva curata dal comune. Se qualcuno ha voglia di riprenderla in mano, noi sicuramente siamo disponibili a dargli un aiuto, come stiamo dando a tante altre iniziative. Fa un po' pensare che una tradizione sia messa allo stesso piano di eventi sicuramente interessanti ed economicamente importanti, ma che appartengono poco alla storia della città. È come il rogo della vecchia di metà Quaresima e regge poco il concetto che se nessuno la organizza allora non importa farla. Era una bella tradizione. Appunto era, non è? Ma non l'ha mai curata il comune, era un'associazione che la curava e di conseguenza se l'associazione ha voglia di reimpegnarsi, come voi sapete, attenzione, noi siamo più coordinatori, non è che fungiamo da veri e propri interpreti. È sicuramente un segno dei tempi che sono cambiati a Casugana, quando i Buranelli erano davvero un pezzo di storia da non cancellare, anzi da sostenere. Oggi nell'imbarazzo pare che questa cosa sia, come dire, stata dimenticata come la polvere sotto al tappeto. I vecchi promotori che non ce l'hanno più fatta si sono tirati indietro. Beh, oddio, che non ha più presentato sicuramente, se deve partire un nuovo progetto possono essere i vecchi, possono essere i nuovi, non lo so, io dico semplicemente che poteva essere, su sollecitazione dell'amico Lucio Zanato, sicuramente può essere un'iniziativa che aveva il suo appeal a Treviso, che parlava di un pezzo bello della città di Treviso e che come tale potrebbe benissimo rinascere. Festa dei Buranelli, tra l'altro sempre fortemente voluta da Gentilini. Gentilini aveva il suo modo di interpretare la città e l'aggregazione città, io il mio, ma non sto a discutere se era meglio il mio, saranno i cittadini casomai che poi nel suo complesso diranno era meglio l'epoca di Gentilini come vita a Treviso, era meglio l'epoca di Camorei.